La Marca al voto, Conegliano unico comune per il quale si profila il ballottaggio tra 2 settimane. Garbellotto, Lega e Fratelli d'Italia in vantaggio su Chies, Forza Italia e Di Gaspero del centrosinistra. Montebelluna resta al centrodestra, Adalberto Burdin vince sul candidato del centrosinistra. Anche qui, come nel resto della provincia, si registra un crollo dell'affluenza. Anche a Villorba la strada per il centrodestra sembra spianata nonostante le divisioni in casa Lega. Francesco Soligo verso la vittoria al primo turno. Anche Oderzo sembra evitare il ballottaggio, Maria Scardellato in netto vantaggio. Anche qui deciso caso del calo dell'affluenza, alle urne solo il 40% degli aventi diritto. Ancora violenze e rapine tra giovanissimi, l'ultimo episodio a Monastiera, all'estato un bellunese di 20 anni che ha picchiato 2 ragazzi minacciandoli con un coltello per rubargli il portafogli. Si sono aggravate le condizioni della compagna di stanza della donna romena morta per Covid, ricoverata in terapia intensiva a Treviso. Al Cafoncello è finito in gravissime condizioni, un altro Novax dichiarato. Obbligo vaccinale nell'attesa, tamponi per i lavoratori stranieri non vaccinati. Il presidente di Union Camere, altrimenti si blocca la ripresa economica. Sulla questione la CGIL chiede l'intervento del prefetto. Al via oggi al Cafoncello la somministrazione della terza dose per il personale sanitario, ma per ora solo agli over 60. Continua intanto la vaccinazione nelle RSA. Telespettatori di Antenna 3, buona serata e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano le elezioni amministrative 2021. Il dato dell'affluenza, l'avete sentito già dai nostri titoli, è un dato che vede un deciso calo in provincia di Treviso. Complessivamente siamo al 47,64%, penultimi in Veneto, e con gli spoglio elettorale ancora in corso. Di certi vi sono appunto alcuni risultati che ora vedremo. Solo Conegliano e Porto Buffolè per quanto riguarda l'affluenza superano il 50%, il resto dei comuni della Marca non arrivano alla metà degli elettori che si è recata appunto alle urne. Cominciamo dunque subito da Conegliano, che sembra essere l'unico comune destinato ad andare al ballottaggio tra 2 settimane. Colleghiamoci dunque in diretta con i nostri inviati Lina Paronetto e Simone Merlo. Vedo che c'è anche il governatore Luca Zaia e il candidato Garbellotto. A te Lina, buonasera. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori. Sì, hai detto bene, li vedi accanto a me Piero Garbellotto, buonasera, Luca Zaia, buonasera. Siamo nell'unico comune della Marca di fatto che rischia, secondo i numeri che abbiamo in questo momento, di andare al ballottaggio, con il candidato di centrodestra Piero Garbellotto che è in vantaggio. Leggiamo un attimo i numeri che sono quelli ufficiali a questo momento, anche se sappiamo che naturalmente con le informazioni che arrivano dai rappresentanti di lista voi ne sapete anche più di noi in questo momento di quello che è il divario. In ogni caso su 13 sezioni su 35 Piero Garbellotto è dato al 37,42%, Fabio Chies al 32,96%, Francesca Di Gaspero al 24,94%, Lorenzo Damiano al 3% e Antonio Quarta all'1,67%. Dunque Garbellotto, è il risultato che si aspettava? Ma questa è la mia prima corsa, quindi non ho grandi esperienze. Sicuramente è il risultato complessivo che mi aspettavo, perché la grande maggioranza dei cittadini di Conegliano ha dato la preferenza a persone nuove e quindi questa volontà di rinnovamento che noi abbiamo sentito in Conegliano si sta concretizzando anche dal risultato elettorale parziale e provvisorio di oggi. Si profila un'altra sfida tra 15 giorni. Sì, si profila chiaramente il ballottaggio che faremo con lo stesso entusiasmo, con lo stesso stile della campagna elettorale fatta fino ad oggi, quindi cercando di arricchire sempre di più di contenuti e di relazioni col territorio, con i comuni contigui, con la regione e quant'altro, per proiettare già Conegliano un domani riferimento dalla sinistra Piave. Senti, in ogni caso c'è un risultato del centrodestra che è consistente, la Lega primo partito. Sì, questo è un risultato che credo che sia sotto gli occhi di tutti, credo che insomma, tutti gli appartenenti a queste forze possano essere soddisfatti. Adesso quello che conta è vedere come andrà il ballottaggio. Allora, Presidente Zaia, intanto ci dica il senso della sua presenza qui stasera per affermare l'ottimo risultato, come lo commenta? Per ringraziare Piero, ha fatto un risultato strepitoso, ringraziare Piero e tutta la squadra che è qui. Fatevi sentire un applauso, qualcosa.
Grazie. No, qui ovviamente è strapieno di sostenitori e c'è entusiasmo, però dico sempre che le elezioni si vincono poi alla fine con lo spoglio elettorale. Ringraziare Piero Garbellotto perché è stata una grande sfida nella sfida, perché lui rappresenta un'assoluta novità, un grande sindaco, un grande candidato sindaco e soprattutto una persona che è in grado di dialogare con tutti i cittadini perché non ha una veste politica, non porta una tessera di partito e quindi è la persona del dialogo, dell'inclusione ed è il primo cittadino che rappresenterà tutti noi coneglianesi. Senta, parliamo della Lega perché nel territorio il risultato è significativo, a livello nazionale ci sono dei chiaroscuri. Ma guardi, io ancora non ho visto i dati, fra l'altro c'è un blocco europeo di WhatsApp, quindi abbiamo tutti questo problema. Direi che poi magari eventuali riflessioni le faremo domani quando vedremo dei dati. Certo è che comunque ci siamo battuti dappertutto come leoni, poi ci sono dei sindaci uscenti magari che possono avere più appeal. Qui Piero Garbellotto anche qui ha dimostrato, nonostante l'avversario fosse un sindaco uscente, ha dimostrato di aver superato anche il sindaco uscente e questo penso che sia già un grande risultato e questo è tutto merito suo, quindi io lo volevo solo che ringraziare, anche perché poi ci sono dei grandi progetti per Conegliano e so quanto lui ci tenga. Senta Garbellotto, quale potrebbe essere il di più da mettere in questi prossimi 15 giorni? Ma continuare sulla stessa linea, senza alzare i toni, continuiamo a fare la nostra corsa perché credo che ci sia bisogno di concretezza ed è poche ciacque per Conegliano. Esatto, per cui tra la gente da domani cosa si fa? Si ricontinua a stare tra la gente, devo dire tra l'altro è un'avventura entusiasmante e quindi non vedo l'ora di ricominciare. Un pragmatico anche di poche parole come lei. È un mio discepolo, no? No. Non avevamo dubbi. Al di là di questo, no, io veramente prima ho detto lo ringrazio. Piero Garbellotto rappresenta una famiglia che ha generazioni imprenditoriali, è per noi un biglietto da visita, è sicuramente un grande biglietto da visita per Conegliano e io riconosco sempre una cosa, che se si parla di Conegliano in giro per il mondo è grazie a lui per l'attività imprenditoriale, ma grazie a lui anche per quello che ha fatto questo successo unico dell'Imoco che l'ha portata in vetta al mondo per il volley, e quindi è già un uomo vincente. Conegliano ha bisogno di un uomo vincente. Senta, parliamo degli altri sindaci che si sono affermati nel territorio. Beh, non lo dovrei dire, ma insomma ve lo dico col sorriso negli occhi, abbiamo fatto man bassa, nel senso che abbiamo portato a casa un po' tutte le amministrazioni e questo è merito dei tanti militanti, dei sostenitori, di chi ci ha creduto e di chi ha anche buttato il cuore oltre l'ostacolo come ha fatto Piero Garbellotto. Adesso si tratta di chiudere questo ballottaggio e poi avanti tutta perché Conegliano veramente deve recuperare veramente molto tempo perso, questo è assolutamente strategico per noi. Piero lo ha detto in tutta la campagna elettorale, recuperare il tempo perso e la centralità di questa città, che è sempre stata una piccola Atene, adesso di Atene c'è poco. Grazie a entrambi, noi adesso seguiremo con gli altri colleghi la conferenza stampa che è stata indetta proprio da Piero Garbellotto e Luca Zaia per questa sera e poi nel corso della diretta che seguirà il telegiornale naturalmente vi forniremo altri contenuti sicuramente che ci saranno durante la conferenza stampa. A voi la linea di nuovo, grazie. Simone Merlo per questo collegamento da Conegliano. Andiamo ora a Montebelluna, vediamo subito con l'aiuto della nostra grafica quelli che sono i risultati al momento. 17 sezioni scrutinate su 28. Ad Alberto Bordin, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia e da una lista civica, si piazza al 67,5% contro Loreno Miotto, sostenuto dal PD e da una civica, con il 32,5%. Quindi insomma la stretta di mano tra i due candidati c'è già stata poco fa, credo in piazza Montebelluna. Linea a Christian Arboit. Sì, Marta, buonasera a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Diciamo che qui a Montebelluna il risultato, utilizzando un termine calcistico, è rotondo per certi versi. Lo avete visto nelle percentuali, questa vittoria si è profilata già all'inizio del pomeriggio. Alle 4:30 eravamo collegati con Nicola Zanetti nella diretta e Loreno Miotto ha di fatto messo la sconfitta complimentandosi con Bordin. Quindi il risultato c'è, un risultato anche eclatante, come avete visto. Pesa certo il tema del crollo dell'affluenza che riguarda
Montebelluna come quasi tutti i comuni in Italia. Ve lo presento ovviamente ad Alberto Bordin, 38 anni, consulente aziendale, e il nuovo sindaco di Montebelluna con una solida esperienza amministrativa sulle spalle, prima assessore al bilancio della prima giunta Favero, poi capogruppo di maggioranza con la seconda giunta di Marzio Favero, poi proseguita dal vice sindaco reggente Elzo Severin e Favero, che lo hanno supportato per tutta la campagna elettorale, erano qui in piazza fino a poco tempo fa, li abbiamo intervistati. Bordin, lei è nuovo sindaco di Montebelluna, si aspettava un voto così ampio? Allora, io parto dal presupposto che questo voto non nasce oggi, non nasce ieri, ma nasce dopo 10 anni di percorso amministrativo che riguarda non solo il sottoscritto, ma tutta una squadra che è stata ricandidata e con l'aggiunta di giovani e di nuove leve, di una forte lista civica e con il supporto degli amici di Fratelli d'Italia. Quindi è un risultato sicuramente lusinghiero, è un risultato che si è stratificato nel tempo, ripeto, dopo 10 anni di amministrazione, quindi non è caduto dal cielo. C'è però il dato dell'affluenza, 47%, nella scorsa tornata amministrativa era il 57%. Come si spiega questa disaffezione al voto? Il dato montebellunese è al di sotto anche della media provinciale. Io credo che sicuramente stiamo uscendo da una situazione che è abbastanza pesante, non solo per Montebelluna ma per tutta l'umanità. Credo che questo possa aver pesato perché la gente, le persone in un certo senso fanno sicuramente anche più fatica ad uscire di casa semplicemente. Ricordo comunque sempre che il fatto che ci siano stati solo due candidati sindaci non è un fattore positivo, lo dico contro qualsiasi mio interesse fino a poco tempo fa, ovviamente, perché è tutto più facile essendo in due, sia che uno possa vincere o possa perdere. Sicuramente sarebbe stato migliore avere qualche competitor in più proprio per tenere sempre alta l'attenzione anche dei candidati. Ecco Marta, ricordiamo che nelle precedenti elezioni amministrative erano 7 i candidati, quindi questo fattore pesa assolutamente. Esattamente, quindi il risultato è questo. Dispiace sicuramente la scarsa affluenza alle urne, vedo che è un problema comunque generalizzato non solo riguardante Montebelluna, ma tant'è, dovremmo ricordarci spesso che il diritto di voto è un diritto molto serio. Mentre stiamo facendo questa diretta c'è gente che in giro per il mondo sta perdendo la propria vita proprio per vedere realizzato questo diritto che al momento non ha. Quindi meglio non darlo per scontato, sindaco. Non bisogna mai dare nulla per scontato, tantomeno il diritto di voto, che è anche un dovere civico. Ecco, in 10 secondi quale sarà il suo primo atto da primo cittadino di Montebelluna? Il primo atto da cittadino di Montebelluna si divide in due: è un rapporto umano col cittadino, un rapporto quotidiano che deve necessariamente esistere soprattutto in questi periodi, ma anche portare avanti quelle grandi sfide che abbiamo già cominciato a portare avanti nella scorsa amministrazione. Ecco Marta. Grazie. Allora Christian, naturalmente continueremo a parlare anche da Montebelluna nel corso della nostra diretta con lo speciale Ring Vincitori e Vinti a partire dalle 20. Noi ora, grazie quindi a Christian Arboit e al neo sindaco di Montebelluna, noi ora da Montebelluna ci spostiamo a Villorba dove c'è Lucio Zanato, ecco lo stiamo vedendo. Ma prima vediamo con l'aiuto della nostra videografica quelli che sono i risultati attuali dello spoglio, 10 sezioni su 17. Allora Francesco Soligo, candidato di Lega Fratelli d'Italia di una lista civica al 52,2%, Alessandra Callegari sostenuta dal centro-sinistra PD e una civica 23%, Camilla Girasole della civica Vittoria Lab 10%, Emanuela Parchi Villorba nel cuore, lista civica 7,7%, e poi Silvia Barbisan Villorba in Azione 4,6%, Massimo Vernier del Movimento 5 Stelle al 2,5%. Questi
questi dunque i risultati dello spoglio ancora in corso. Lucio, a te. Sì, buonasera ai telespettatori di Antenna 3 del nostro telegiornale. Sono con il neo sindaco Francesco Soligo, 55 anni, sposato, 2 figli, tecnico industriale alla Benetton Group di Castrette, da 13 anni all'interno del Consiglio Comunale e non solo, qui di Villorba, vice sindaco nella passata edizione, pronto per questo nuovo incarico? Prontissimo, rettifico, 14 anni e non vice sindaco, assessore. Prontissimo per la sfida, prontissimo per la continuità. 5 volte appunto questa compagine ha vinto le elezioni e appunto all'insegna della continuità e della coerenza. Se l'aspettava il primo turno? Me l'auguravo. Se l'augurava? Sì. Senta, ma questo 20% della parte del centro-sinistra del Partito Democratico è un segnale un po' di crescita, mi dicono? Può essere, sì. Può essere un segnale un po' di crescita. E l'altro segnale invece è la diminuzione dell'affluenza ai seggi, cioè i villorbesi sono venuti in meno a votare. E lì c'è un lavoro da fare. C'è un lavoro da fare, credo che sia un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme, anche a livello comunque globale, non solo a Villorba. Ecco, eredità pesante quella del sindaco Serena uscente, quindi un testimone abbastanza interessante. È un testimone importante, sì. Non voglio dire pesante, ma importante. Importante. Senta, nelle analisi qual è la prima operazione che farà da neosindaco? Beh, innanzitutto la squadra di giunta e il confronto con i cittadini. Ecco, tra le cose che si sono notate, ad esempio non so, all'interno di Carità, il voto e quant'altro, ci sono alcuni punti da ridiscutere, tipo la circonvallazione all'interno, i nuovi flussi sensi unici nella zona qui di Carità. È un problema che sembra che abbia portato un calo di voti. Beh, la riflessione è doverosa, di discutere anche no. Bene, insomma, bel lavoro nei prossimi. Adesso noi stiamo aspettando, però in realtà i dati che ci arrivano qui, perché siamo all'interno del municipio di Villorba, ci danno una prevalenza almeno sui 15 rispetto ai 17 seggi qui di Villorba, oltre il 51%. Questi sono i dati ovviamente che vanno confermati. Grazie allora a Lucio Zanato da Villorba per questo collegamento. Noi da Villorba ci spostiamo a Oderzo, abbiamo Luisa Bertini, ecco la vedo, ma prima di darti la linea, Luisa, vediamo insieme con l'aiuto della nostra grafica i risultati al momento dello spoglio. 13 sezioni su 20, Maria Scardellato, sindaco uscente, candidata per Lega, Fratelli d'Italia e una civica al 70,99%, mentre Marco De Blasis, candidato della civica Oderzo Bene Comune e del Movimento 5 Stelle, arriva al 29,01%. Questi risultati dunque di 13 sezioni su 20. A te Luisa. Sì, Oderzo è nel segno della riconferma della sindaca uscente Maria Scardellato, sostenuta, come anticipavi, da Lega e Fratelli d'Italia, che noi abbiamo intervistato proprio qui davanti al municipio e adesso è andata a festeggiare. Ovviamente qui davanti al municipio ha incontrato tutta la sua squadra e ci ha detto da domani si riparte, proprio nel segno del pragmatismo. Ha parlato di questa campagna elettorale come una campagna dal clima avvelenato, dal clima sleale, invece riconosciuto nel suo avversario De Blasis la lealtà politica e il piacere di avere una persona come lui all'opposizione. Per quanto riguarda la scarsa affluenza che qui a Oderzo si è attestata al 40%, ha preferito non commentare sull'ipotesi che oltre alla disaffezione che abbiamo visto in generale in tutta Italia potesse essere ascrivibile all'esclusione dei 3 candidati vicini al centrodestra. Quindi qui a Oderzo la sfida secca, scrutini ancora in corso, porta la vittoria per il secondo mandato alla Scardellato.
Grazie allora a Luisa Bertini. Andiamo ora nei comuni minori, comuni che quindi avendo meno di 15.000 abitanti comunque non sarebbero andati al ballottaggio. Vediamo quindi che cosa è successo a Cordignano, dove l'ex sindaco Roberto Campagna ha ottenuto il 60,37% delle preferenze. Dovremmo avere il servizio, eccolo qui. Contento? Molto, davvero. Se l'aspettava? Ma un risultato così no, però insomma un bel risultato me lo aspettavo perché abbiamo lavorato tanto, i consiglieri si sono dati da fare, sentivamo la fiducia della gente, quindi sicuramente è un risultato che ci gratifica anche del lavoro svolto. Le prime cose che farà da sindaco? Allora, noi abbiamo presentato un programma molto ampio, ce ne sono diverse da fare, ma possiamo anche andare per ordine. Avevamo messo al centro la famiglia e sicuramente inizieremo per quanto riguarda questo punto. Dopodiché il territorio del comune è molto fragile, quindi una massima attenzione per la sicurezza idraulica, inizieremo ad applicare pian piano il piano delle acque. Poi abbiamo anche tra i nostri programmi la palestra e questa chiaramente sarà finanziata quando riusciremo ad avere i fondi europei, e soprattutto una cosa che potremo iniziare da subito, la ristrutturazione del teatro, perché abbiamo avuto il contributo dei fondi comuni di confine, fondo che da tanti anni sto seguendo e finalmente sto vedendo anche dei risultati molto soddisfacenti. Ecco, allora con l'aiuto della grafica vediamo nel dettaglio quindi quello che è il risultato di Cordignano. Quindi Roberto Campagna, ex sindaco, oggi assessore al bilancio e allo sport, candidato per Cordignano Viva, ha raggiunto il 60,4% delle preferenze. Non molto bene il sindaco uscente Alessandro Biz, che si è candidato per la civica Tutti per Cordignano, ha ottenuto il 15,2%, superato quindi dall'imprenditore Luca Darè, che era candidato appunto per la civica Insieme per Cordignano. Andiamo ora a Volpago del Montello che riconferma il sindaco uscente Paolo Guizzo, l'ingegnere 62enne che vince con la civica Impegno per Volpago e che comprende appunto tutto il centrodestra, ottiene il 68% delle preferenze. Sebastian Grosso e Guerrino Silvestrini, lo vedete, si fermano invece rispettivamente al 22,7 e al 9,2%. Andiamo ora a Monfumo, dove era sostanzialmente scontata la vittoria di Luciano Ferrari una volta che si fosse raggiunto il quorum. Luciano Ferrari, candidato unico con la lista Nuova Monfumo, 2 sezioni su 2, quindi avete visto il risultato arrivato di fatto nel primissimo pomeriggio, anche se si poteva festeggiare già da ieri sera. Ha ottenuto appunto 599 preferenze, pare ovviamente al 100% dei voti, essendoci una sola lista. Andiamo ora nel comune più piccolo della provincia di Treviso, Porto Buffolè, dove c'è stato quasi un plebiscito per l'uscente Andrea Susana, vedete, candidato per la Lega e Salviamo Porto Buffolè, ha ottenuto l'85% delle preferenze, seguono Nicola Vianello del Partito dei Veneti a 8,8 e Jennifer Gola per Porto Buffolè, che ha ottenuto il 6,2%. Questi dunque i risultati di tutti i comuni della provincia di Treviso chiamati a questa tornata elettorale. Per restare in tema di elezioni c'è un'altra notizia arrivata proprio oggi, che è
quella delle elezioni provinciali. Dopo infatti i vari rinvii dettati dal Covid e dalle comunali, è stata fissata proprio oggi la data delle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio provinciale della provincia di Treviso. Si terranno il prossimo 18 dicembre appunto del 2021. Ricordiamo che per le provinciali, che sono elezioni di secondo livello, a votare saranno sindaci e consiglieri comunali dei 94 comuni della Marca trevigiana, mentre possono essere eletti consiglieri provinciali e sindaci i consiglieri in carica nei comuni che sono ricompresi appunto nel territorio della provincia. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Subito dopo la cronaca, restate con noi, a tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con il telegiornale di Treviso, la cronaca ora perché abbiamo da segnalare l'ennesimo caso di violenza tra giovani. Arrestato un bellunese di 20 anni che ha picchiato e ferito 2 ragazzi minacciandoli con un coltello per derubarli del cellulare. Accaduto a Monastier. Aggrediti, picchiati e minacciati con un coltello a serramanico, scaraventati a terra. Uno dei 2 colpito con calci alla testa. 2 ragazzi di 17 e 18 anni della provincia di Venezia hanno subito una rapina nella notte tra sabato e domenica all'esterno di un locale a Monastier di Treviso. Avvicinati da un gruppo di giovani, tra i quali un 20enne bellunese di origini nordafricane già noto alle forze dell'ordine, poi arrestato in flagranza, al quale terrorizzati hanno consegnato i loro portafogli. Ancora sotto shock hanno allertato i carabinieri. Poco distante, pochi minuti dopo, abbiamo sorpreso nascondersi dietro una siepe e tentava di eludere il controllo coprendosi il volto con il cappuccio della felpa tra l'altro poco prima rapinata ad uno dei ragazzi. Una volta rintracciato hanno scoperto all'interno della borsa che teneva con sé un vero e proprio bottino, un orecchino con brillantini di un ragazzo di Silea, un cellulare di un 18enne di Treviso, un orologio, una catenina. La perquisizione consentiva di rinvenire diversa area furtiva, oggetto di rapina e furti consumati nella notte ai danni di alcuni soggetti che già erano al corrente di essere rimasti vittime appunto delle appropriazioni e altri che non sapevano nemmeno di aver subito appunto il furto nel corso della serata. Il giovane in carcere è stato arrestato per furto e rapina a mano armata. Intanto le indagini dei militari dell'Arma si concentrano per accertare la presenza e le eventuali responsabilità di complici e risalire ai proprietari per restituire la refurtiva ritrovata. Sul fronte del Covid si sono aggravate le condizioni della compagna di stanza della donna romena morta appunto per Covid ed è ricoverata la compagna di stanza al reparto di terapia intensiva di Treviso e al Cafoncello è finito anche in rianimazione un Novax della Castellana, Novax dichiarato. È partita intanto oggi la campagna vaccinale per la terza dose al personale sanitario over 60. Ed ora andiamo nel bellunese con le notizie relative alle elezioni. Colpo di scena nel comune di Alpago, il più popoloso tra gli 8 al voto, con uno scarto di 26 voti. Il nuovo sindaco è Alberto Peterlet, lista obiettivo Alpago sostenuta dalla Lega. Alberto Peterle, 42 anni, già presidente del GAL Prealpi e Dolomiti, è il nuovo sindaco del comune di Alpago. Una manciata di voti, solo 26, lo scarto che gli ha consentito di vincere su Vanessa De Francesca, l'avvocato 35enne che nella passata consigliatura ha ricoperto il ruolo di vice sindaca. Peterle, sostenuto dalla Lega, ha vinto con il 30,37% delle preferenze, 1061 voti contro i 1035 andati a Vanessa De Francesca. Uno scrutinio al cardiopalma che per diverse ore ha fatto tremare le vene ai polsi.
Folsi. Il nuovo sindaco, assessore al bilancio della giunta uscente guidata da Umberto Soccal ed ex vice sindaco di Farra dal Pago, è persona preparata e seria, dice di lui il commissario provinciale del Carroccio Franco Gidoni. Sia la lista della De Francesca che quella di Peterle erano emanazione della giunta uscente, la prima totalmente staccata dai partiti, una pura civica, la seconda contrassegnata dall'appoggio della Lega, che ha sancito oramai il divorzio con il candidato Massimo Bortoluzzi, terzo nella competizione, che si è dovuto accontentare del 22,81% delle preferenze. Non è andato oltre il 17,20% Attilio Dal Paus, candidato del centro-sinistra, già sindaco di Farra dal Pago. Attenzione alle persone e alle aree periferiche, una migliore comunicazione con i cittadini, i punti centrali del programma di Peterle che guarda al sociale e ai giovani. Tra gli obiettivi dichiarati del neo sindaco, la riattivazione della casa di riposo in sinergia con l'Unione Montana. E a urne ancora chiuse, festa a Lozzo di Cadore a Val di Zoldo per l'elezione dei sindaci, il cui unico avversario da battere era il quorum del 40% al netto degli iscritti all'AIRE. Scarsa complessivamente l'affluenza ai seggi, negli 8 comuni è stata complessivamente del 47,5% contro il 53% rilevato nel corso dell'ultima tornata. È assolutamente una vittoria di tutti e soprattutto della comunità, che ha dimostrato in maniera consapevole maturità e voglia di credere nel futuro, e questo per me è lo stimolo, per noi tutti lo stimolo più grande. Camillo De Pellegrini si conferma a urne ancora chiuse sindaco di Val di Zoldo. A lui toccava la sfida più dura, quella contro il quorum fissato al 40%, ma al netto degli iscritti all'AIRE, che in quel territorio rappresentano più di un terzo degli aventi diritto al voto. Oltre il 50% degli elettori zoldani hanno riconosciuto il buon operato di De Pellegrini e della sua squadra. I prossimi 5 anni saranno cruciali per la risoluzione dei problemi che attanagliano la valle. La viabilità per noi è imprescindibile, la 251, la 347 sono viabilità necessarie per noi e per tutta la provincia, lo sappiamo. Senza interventi seri e strutturati noi non potremo mai pensare a un futuro roseo. E inoltre i servizi, la casa di riposo per noi è un altro aspetto imprescindibile. I servizi quindi per gli anziani e per il sociale, è una popolazione che invecchia, che ha bisogno di attenzione sempre più, la spesa sociale aumenterà, noi dobbiamo sostenerla e allo stesso tempo però guardare al futuro con i giovani, dando agli stessi la possibilità di crescere in valle, quindi creando occupazione. Lozzo di Cadore saluta il commissario straordinario e dà il benvenuto al neo sindaco Alessia Zanella, che è riuscito nell'impresa di stappare lo spumante con grande anticipo già ieri sera. Gli elettori sono stati il 43,95% degli aventi diritto al voto e tanto è bastato per premiare una lista dominata dalle quote rosa, 6 su 9 le donne candidate da Zanella per il suo progetto chiamato Ripartiamo Lozzo. Turismo, decoro urbano e associazionismo, i cardini del programma. Ad Alano di Piave affluenza pari al 48,79%, si conferma sindaca Serenella Bogana con il 53,79% delle preferenze. A Selva di Cadore, rimasta orfano del sindaco eletto in consiglio regionale, l'affluenza ha raggiunto il 65,46%, il nuovo sindaco con il 96,33% delle preferenze è Luca Lorenzini, lista Selva c'è. A Sovramonte affluenza al 36,25%, vince la lista Sovramonte Domani del sindaco uscente Federico Dalla Torre con l'81,86% delle preferenze. A Vigo di Cadore affluenza al 59,18%, ma spoglio a rilento. Nessun dato ufficiale da nessuna delle due sezioni è stato pubblicato nel portale Eligendo. A Voltago, ai piedi dell'Anier, affluenza al 57,35%, il nuovo sindaco è Giuseppe Schena, 30 anni, operaio in Luxottica e a capo del gruppo comunale di protezione civile. A lui il 56,65% delle preferenze. E siamo in chiusura. Prima di salutarci, uno sguardo al meteo. Sono in arrivo forti piogge e temporali. La Protezione Civile del Veneto ha decretato l'allerta gialla fino alla mezzanotte di mercoledì. Piogge intense soprattutto nella fascia montana e pedemontana, che potrebbero appunto creare dei problemi. Vediamo quindi ora nel nostro meteo il dettaglio delle previsioni per la giornata di domani. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.
Benvenuti al Meteo. Forte perturbazione sul nostro territorio. Martedì 5 ottobre condizioni di maltempo e rischio di criticità idrogeologica. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un tempo spiccatamente instabile. Il cielo sarà molto nuvoloso, con precipitazioni anche a carattere di temporale, localmente abbondanti e intense, specie sulle zone montane e pedemontane, ma anche sulla pianura più settentrionale. Temperature in lieve calo, minime tra 12 e 15 gradi, massime comprese invece tra i 20 e i 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, anche qui tempo molto variabile, lo vediamo, con piogge diffuse un po' ovunque, localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, massime sui 21-24 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, avremo rovesci dappertutto, attenzione anche a possibili locali nubifragi. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.